Evento straordinario dove soprattutto si mangia molto bene, si sta bene, le ville sono fantastiche, ahimè, a parte l'IMU, ma in realtà poi c'è queste vigne straordinarie che danno questo prosecco che è meraviglioso. Io ero a Stemio prima di arrivare qui a trovarvi e adesso vado via abbastanza allegrotto, però mi raccomando, guidando, sempre faccio guidare un altro, ecco, diciamo la verità, però bello il posto, bello tutto e soprattutto queste vigne straordinarie. Grazie e complimenti. Cosa si porta a casa da questa serata? Beh, tanti zuccheri per il tasso alcolico, il famoso bouquet che non so di che cosa, però la conoscenza dei posti, con le Cinque Terre, quindi anche da queste parti si vede che c'è amore per la terra, c'è questi contadini che si diventano veramente le sentinelle del posto, come è stato detto prima, e quindi lunga vita a questi contadini che nella fatica forse in questi anni sono riusciti ad avere una motta d'orgoglio, forse anche i figli hanno capito che non deve vergognarsi per i contadini, ma si può guadagnare tranquillamente facendo un lavoro meraviglioso e viva il turismo per le ragazze. E dialogare con Marco Re com'è stata? Sì, con Marco Re lo conosco da tanto, siamo incrociati sempre al volo, e sempre piacevole, non sono mai riuscito a prendere proprio come stasera che ci siamo presi in giro tutta la sera, però è come mi aspettavo, molto umile, molto bravo, molto bravo, si merita tutto quello che ha, sono io che ho il rubacchio.